Si faceva apposta il pane per gli sposi. E poi su le giovie su che venivano a messa, tutto traballavo. La cosa è che con le prese il vazzo B. E noi andiamo, scesi accanto al matrimonio, siamo andati a Dio, devi giocare, avete che ho imparato a traballare questo vai, a fare folla, su che cosa va di attondo e se voi traballare sta folla, una forma vestoi, una forma goro, ogni volta adesso che coi portare un modello diverso. Questo è il che vai. E si poneva in Sammesa lui? In Sammesa vai su vai. E fianco gli uomini si traballano a vasta, no? Da sua gente, una riosa, sa sarda. E da denio pronta vai a sapormi su carcoi. E so si faceva tutto questo disegno. Si faceva su coro, su carcoi, due fianco a pari, due scoros. Proprio tradizioni belle, Sì, è vero che... Ma ci cantano di degno del matrimonio fatto. Quindi lei andava nei matrimoni a fare il pane? Eravamo invitati, c'erano apposta quelli che andavamo così per lavorare il pane. Su primo qualcosa mi boriavo sul vorro. C'era andato suo sposo e è andata bene a Dubisi, che visita bello che avesse il suo gaccoi. E sa, si commenta tutta di variante spizzicorros. E sa lo variamo apposta, non si do variamo, si mette a via lo sfregio. Commenti tu di zacasta su gaccoi dell'aurevavo, sai, che vota con da punta, ti poteva segare a gonca. Perché si usava a spezzarlo nella testa dello sposo. E quindi non lo facevate in modo appuntito come di... Sì, di sotto non si facevano queste punte perché si pensava per non fare il male. Il pane era importante, c'era sempre nelle feste. Si faceva quello era per gli importante, sposi, sì, e anche per le altre feste. La notte che si faceva il pane c'era una festa perché gli uomini lavoravano la pasta, no, per ammorbidirla e essere anche più ben lavorata per il fatto di lavorare con le unghie, sai, dovevi lavorare così, con un coltellino e lavoravi in fretta e facevi la forma che volevi, il cuore, la forma di punta, la foglie. Tanti modellini potevi fare, facevi la corona così, quanto più grande la facevi, più bello usciva, sa, con queste foglie. Una volta che le foglie erano fatte una grandezza così, si sollevavano quando erano al forno la pasta. Ma si faceva tutti i giorni il pane così, no? Tutti i giorni, questo particolare per i matrimoni, si faceva. Anche nelle case uno desiderava, mi lascia un po' di pasta dura e me la lavoro così. E anche per le feste, quindi quando c'era anche Santa per Maria, le feste, sì. Le mamme facevano la farina proprio ben lavorata, pulita. Chi è che lo insegnava? Chi è che lo insegnava? Le mamme ci insegnavano. Di mamma in figlia? Sì, sempre alle donne? Ma c'erano che non ci riuscivano a farlo, no. Bisognava avere anche una dote? Sì, no, non erano tutte. Sempre che io e mia sorella ci cercavano di andare a posti così. Quante ore di lavoro c'erano dietro al pane? Partiva dal grano, sa, lo dovevi portare a macinare il grano e poi la dovevi lavorare in casa. Quante passate di setaccio voleva questa farina? Di setaccio e poi su Civile una riauso che era fine lo lavoravano questa farina le mamme. Quanto più limpida, pulita usciva. E poi quando era pronta la farina, per fare il pane, quante ore voleva? Quando la sera prima si metteva la madre lievito, no? Sul frumento si diceva in dialetto, mettevi 2 kg secondo la quantità della farina che era e mettevi un pezzo di pasta a lievitare. E poi l'indomani, prima di metterli a lavorarlo, li dovevi mettere sul frumento, una riauso, questo pezzo di pasta lievitata. Non c'era lievito di prima, no? Come c'è adesso prima. Conservavano una settimana una pallina di pasta lievitata così, in mezzo alla farina. Dopo 8 giorni dovevi fare 2-3 kg di farina con questo pezzo di pasta conservato. No, lievitato no, però lo dovevi spogliare nell'acqua e dovevi impastare questa semola con questo sughetto che faceva sul frumento. Dicono che il pane è più buono. Perché si aggrugnava se gli mettevi il pezzo della pasta dura, sai, perché se la lasciavi 8 giorni magari era in mezzo, cresceva sì,
però non lo potevi mischiare direttamente con la pasta, solo l'acqua che sbagliavi tutto questo. un segreto dietro il Sì, pane. sì, sì. Grazie signora.